finalmente il governo, dopo 2 anni che sono insediati, ha dato il via libera al credito d'imposta a favore delle imprese. Era una scelta che per la verità avevamo fatto noi nel 2020 quando eravamo al governo, e io stesso mi ero adoperato per questo. È una scelta, quella della ZLS, che può attrarre investimenti, può migliorare l'occupazione, può determinare una fase di sviluppo, ma se non ci sono le risorse per dare i crediti d'imposta diventa complicato. Allora sono state stabilite delle risorse solo per 80 milioni che dovrebbero essere utilizzate entro il 15 di novembre. Noi stiamo dicendo insomma, bisogna prevedere delle risorse anche per gli anni successivi, almeno fino al 2027. In tal senso già nel passato ho presentato delle proposte, lo farò anche nei prossimi giorni, e vedremo se il governo sarà all'altezza di rendere strutturali questo tipo di scelta.